Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino. Buon pomeriggio sindaco e grazie di essere ancora con noi. Cominciamo subito con le buone notizie per Catania: 6,5 milioni dell'Unione Europea che diventano poi dei piani urbani integrati per una palestra e un parco a Librino. Sarà un parco di 30.000 metri quadrati e ci sarà una nuova palestra con un campetto, ampi parcheggi, tutto questo a servizio dell'Istituto Comprensivo Vitaliano Brancati di Librino. È un progetto della Giunta Comunale che fa parte della rigenerazione urbana, finanziato, come vi dicevo, con 6,5 milioni di euro nell'ambito dei piani urbani integrati originariamente programmati al PNRR. Sindaco, lei ha parlato di volontà di ricucire il contesto ambientale di Librino con tutta la città di Catania. Una bella iniziativa, è un progetto anche ambizioso. Sicuramente sì, tant'è vero che fin dall'inizio, nei momenti in cui dovemmo dare, io allora ero assessore della precedente amministrazione, il nome a questi piani urbani integrati li chiamammo volutamente sintesi fra margini urbani, proprio per creare quest'idea di cerniera. Dico subito che io avevo chiesto che questo finanziamento fosse destinato all'altra parte del plesso Vitaliano Brancati, che è completamente diruto, perché speravo che potesse diventare sede per associazioni o altro. Ci sono dei problemi geologici, pertanto abbiamo poi spostato il finanziamento alla scuola Brancati per la realizzazione di una palestra, non potendo più modificare, avendo dato già una denominazione, un CUP, in altro sito, questo genere di idea, e a quel punto realizziamo anche un parco urbano. Ovviamente io, rispetto ad altri alberi che sono stati piantati a Librino, questa volta saranno... Abbiamo anche documentato. Sì, questa volta è chiaro che quegli alberi si stanno riprendendo, e comunque in ogni caso è chiaro che ci deve essere già un sistema di irrigazione, altrimenti sarebbe un danno per la città. Certo. Il cantiere aprirà tra fine di gennaio e primi giorni di febbraio dell'anno prossimo. Quando sarà pronto? Le opere devono essere realizzate entro il giugno del 2026. Bene, quindi questo è importante, ma il restyling non riguarda soltanto Librino, la Giunta punta alla riqualificazione del centro storico di Catania. Sono infatti cominciati i lavori in piazza Turiferro, cambierà volto via delle Finanze, e c'è anche un ambizioso progetto che riguarda un grande parco da realizzare in Piazza della Repubblica. Assolutamente è così, fa parte sempre di questi piani urbani integrati, quindi questa idea di unire idealmente San Berillo Vecchio a Librino come idea di rigenerazione urbana e di riqualificazione del nostro centro storico, oltre che del nostro quartiere di Librino, anche perché l'abbiamo fatto con una prospettiva ben precisa. Noi abbiamo San Berillo Vecchio, che è uno dei quartieri, secondo me, con il maggior potenziale che c'è in Italia, purtroppo composto da tantissime case pericolanti, comunque mai riqualificate, e attraverso questi interventi noi immaginiamo si possa realizzare quella leva che spinga poi i proprietari finalmente a investire sul loro patrimonio e quindi a ristrutturarli, perché a quel punto diventeranno ovviamente appetibili sul mercato. Intanto, sindaco, scusi se la interrompo, stiamo vedendo il rendering, come si dice, cioè quello che sarà di questo grande parco in Piazza della Repubblica, giusto? Assolutamente, dove c'è adesso quell'area fatiscente che tutti quanti conoscono come Parcheggio del Pino, diventerà invece un bel polmone verde per la città, che ci permetterà anche di avere quegli ulteriori strumenti per abbattere il CO2 e nello stesso tempo per rinfrescare Catania. Ma veramente bello, bellissimo. Grazie sindaco. Adesso invece parliamo delle note dolenti. Il maltempo ha riproposto i vecchi problemi, si contano i danni, non mancano le polemiche. L'assessore Petralia, che noi abbiamo ospitato nei giorni scorsi, lei ovviamente aveva molto da fare, abbiamo sentito l'assessore Petralia a proposito di queste famose caditoie, di cui, come dire, ha parlato anche la regione, dicendo ma le caditoie a Catania non sono mi sembra di avere detto. La regione non l'ha mai detto una cosa del genere. Comunque ci sono state delle osservazioni da parte della regione Sicilia nei confronti, e tant'è vero che Petralia, l'assessore, ha risposto al nostro microfono, allora lo sentiremo: le caditoie non erano intasate, però è vero che dobbiamo dialogare di più con la regione. Quindi... Allora, dico subito, non distinguiamo i problemi. Noi abbiamo un problema di caditoie otturate,
che certamente determinano parziali allagamenti in alcuni quartieri della città. Ma siccome ogni volta che parliamo poi di dissesto idrogeologico pensiamo a via Etnea, a quel fiume d'acqua, non c'entrano niente le caditoie. Quelle caditoie sono tutte disostruite, sono tutte libere. Abbiamo documentato che l'acqua giunge dal viale Mario Rapisardi a monte e tutti quei tombini, tutte quelle caditoie sono tutti disostruiti, quindi evidentemente c'è una mancata intercettazione di queste acque per effetto di scelte che probabilmente ma neanche voglio dire si sono rivelate inesatte. Quando furono realizzato un sistema di smaltimento delle acque aveva ovviamente una sua percorribilità, un suo modo d'essere all'epoca. Ora che le piogge sono cambiate è chiaro che bisogna adeguarsi. Vediamo però il servizio di Tonino De Mano, noi l'abbiamo visto, lo facciamo vedere il sindaco adesso. Ora cerco di vedere questa cosa della regione, se la trovo. Non è stata una pioggia eccezionale, ma è bastato poco per mandare sott'acqua Catania con l'immagine simbolo di via Etnea, trasformata in un fiume in piena. E come sempre partono le polemiche e tornano in auge vecchi discorsi che riguardano canali di gronda, allaccianti, sistemi di acque bianche e nere e caditoie, ostruite anche da tonnellate di cenere vulcanica. Ognuno rivendica la propria azione, chi attacca e chi si difende a seconda del colore politico. La sensazione è che i cambiamenti climatici debbano, per forza di cose, far cambiare il modo di proteggere le città e questo si potrà fare attraverso nuove infrastrutture. E passa in secondo piano anche la polemica sulle caditoie perché pulite o no, non avrebbero certamente potuto fronteggiare l'enorme massa d'acqua riversata su via Etnea. D'ora in poi bisognerà voltare pagina ed agire con fatti concreti, come conferma l'ex assessore Bosco. È il momento dell'azione, ci sono dei progetti che possono essere fatti, io ne ho suggeriti alcuni, soprattutto al Forcile dove ci potrebbero scappare anche i morti, nella zona portuale, nelle aree pedemontane. Nell'immediato si possono fare solo manutenzioni straordinarie, cioè essere sicuri che i canali che esistono, le caditoie che esistono siano in funzione. Si assiste anche ad uno scaricabarile tra enti locali, anche se l'assessore alle manutenzioni Giovanni Petralia sgombra il campo dalle polemiche. Si sta aprendo però un dialogo, nonostante le divergenze, magari le visioni diverse, un dialogo per cercare di trovare delle somme straordinarie per fare subito degli interventi. Purtroppo con le risorse, con gli uomini che abbiamo a nostra disposizione, l'ha detto il sindaco anche in un post, abbiamo un organico sicuramente limitato rispetto alla grande ampiezza della nostra città, quindi cercheremo l'aiuto della regione anche da questo punto di vista. Nelle prossime ore sono previsti massicci interventi sui tombini intasati dai detriti e rifiuti. Naturalmente si comincerà da via Etnea, Salotto Buono e il nuovo fiume di Catania. È vero, eh? Allora no, alcune correzioni. Innanzitutto non è affatto vero che si è trattato di una pioggia ordinaria, è stata una pioggia di un'intensità veramente importante, al punto che, questo non l'ho mai detto, io sono molto restio a concedere le allerta meteo. Soprattutto non le voglio concedere quando è allerta arancione. Quando è allerta arancione, siccome è discrezionale, cerco di approfondire il tema. La Protezione Civile mi aveva detto che non c'erano delle situazioni di particolare preoccupazione. Da inesperto ho studiato alcune previsioni, erano contraddittorie. Siccome ad aprile, quando venne l'astronauta Villadei per l'evento dell'Agenzia Spaziale Italiana, era accompagnato da Daniele Mocio, un colonnello dell'aeronautica che è quello che fa le previsioni per Re1, e lui mi disse: quando ha qualche difficoltà mi faccia sapere. Gli ho mandato un messaggio, lui ha studiato e mi ha detto lui stesso: chiude le scuole, perché ci sarà un evento importante. Ci sarà un evento importante, quindi intanto ringrazio pubblicamente il colonnello Mocio. Come si chiama il colonnello? Mocio. Di Torino, ma comunque in ogni caso la pioggia è stata importante perché è stata intensissima, non copiosa ma intensissima, tutto in un breve arco di tempo. Dopodiché, ribadisco, noi non stiamo disostruendo le caditoie di via Etnea perché sono tutte disostruite, quindi quella a cui si riferisce l'assessore Petralia sono nella restante parte della città. Infine, sugli interventi che vengono suggeriti oggi da Luigi Bosco, ieri da Tuccio D'Urso, io mi auguro solo che quando finirà questa mia esperienza non mi metta a dare consigli agli altri consigliando quello che non ho fatto io. Che ne avrà una montagna da dare, vero? No, assolutamente. Sindaco, polemiche anche per la pista ciclabile al porto, perché lì si è accumulata dell'acqua, e poi in via Aquicella Porto i residenti si sono sentiti abbandonati. Vediamo anche questo.
È una Catania che si lecca le ferite, conta i danni e guarda ancora il cielo con preoccupazione. Oltre alle abbondanti precipitazioni sulla nostra linea di WhatsApp 342 74 55005 piovono segnalazioni ed arrivano da punti geograficamente distanti della città, a testimonianza che i problemi sono in centro ed in periferia. Nell'occhio del ciclone non solo quindi via Etnea, come abbiamo visto trasformata in un fiume in piena, ma anche la zona del porto dove l'incompleta pista ciclabile continua a far discutere. Non le manda a dire Andrea Barresi, ex assessore all'ecologia ed attuale consigliere comunale. È un problema di natura endemico, c'è sempre stato, ma adesso cosa accade? Col sopraelevamento ovviamente della pista ciclabile l'acqua ovviamente si crea un'ulteriore barriera. Cosa chiediamo all'amministrazione comunale? E ovviamente in questo speriamo che il signor sindaco sia abbastanza solerte di trovare una soluzione tecnica al fine di eliminare tutta l'acqua che scende ovviamente da tutto il piano di San Cristoforo, da Via della Concordia e arriva sulla zona di un piano che è di una quota ovviamente sottostante. E non va meglio in via Acquicella Porto, dove sono esasperati i residenti del Civico 27. L'acqua è arrivata qua e noi siamo stanchi. L'acqua del torrente e c'è tutta la melma nei portoni e siamo stanchi noi. Ci sono persone, come mio marito che è una persona invalida, che non può scendere da casa e slittare, perché abbiamo paura anche di slittare nel fango. La fogna che fuoriesce dai tombini si riempie tutto, non possiamo uscire dalle case, tutti infangati, non sappiamo più a chi rivolgerci. Il video che vedete è stato girato sabato scorso, oggi non c'è più l'acqua, ma restano detriti e fango. Asfalto vecchio e nuovo che si sbriciola un po' ovunque, come all'imbocco di via Santa Sofia, dove questa transenna in curva e senza illuminazione non rappresenta il massimo in tema di sicurezza stradale. Ci sono parecchie cose, Via Acquicella Porto l'avete sistemata, sindaco? Non glielo so dire perché la sta curando questa l'assessore Petralia, è quella parte del servizio che corrisponde ad assoluta verità, nel senso che noi là forse non so se sia stato sottovalutato, se ci sono stati degli errori, questo me lo diranno a breve. I residenti hanno ragione a lamentarsi perché non è giusto che vivano in quelle condizioni. Per quanto riguarda l'acqua invece in via Domenico Tempio, chiunque su YouTube trova filmati, in passato via Domenico Tempio a ogni pioggia era nelle stesse identiche condizioni. Non è vero che arriva da via della Concordia, perché via della Concordia non sbarca in via Domenico Tempio, l'acqua arriva da via Stella Polare. Arriva da via Stella Polare, infatti non è neanche su tutta via Domenico Tempio, ma su una parte. Ma e non c'entra niente, certo, ma non c'entra niente la pista ciclabile. Non c'entra assolutamente nulla. Non fa da muro, da diga? No, tant'è vero che arriva anche dall'altra parte, come fa a fare, che salta, non fa da diga. Passa dove ci sono diciamo la zona a raso con l'asse stradale, perché ci sono gli attraversamenti pedonali. Mi dicono i tecnici che hanno verificato che giunge appunto da via Stella Polare e là un intervento si può fare peraltro anche con poche risorse che stanno progettando e mettendo in gara, perché basterebbe semplicemente a valle della via Stella Polare unire le due piccole caditoie che ci sono con una molto più grande che permette il deflusso dell'acqua. Sto chiedendo anche di verificare se è possibile creare degli strumenti che permettano di mandare l'acqua sotto il sedime portuale, quindi creando delle fessure sotto il muro del porto, perché questo potrebbe anche contribuire alla soluzione del problema. Questo impedirebbe anche poi l'arrivo dell'acqua che confluisce sulla via Domenico Tempio. Santa Sofia e altre strade che sono Signori, ma io non lo so, a volte immaginiamo Catania come se fosse una città la città delle sciagure, non ci rendiamo conto che tutto quel che noi vediamo quando c'è la strada fortemente danneggiata dall'acqua è quello che succede dappertutto, in Emilia, in Liguria, in Lombardia, sono state piogge importanti che hanno creato la stessa cosa. Ma quindi certamente è chiaro che là c'è un effetto straripamento fiumi che noi per fortuna non abbiamo avuto, anche se all'Acquicella temo che possa aver inciso in qualche modo il torrente Acquicella, ma in ogni caso purtroppo le strade nel momento in cui ci sono queste piogge importanti subiscono dei danni. Dopodiché, inutile che ribadisco sempre, noi sulla manutenzione strade non abbiamo risorse. Una volta il sindaco a mezzogiorno finiva, addirittura alcuni mi dicono che a mezzogiorno e mezzo cominciavano i tornei di briscola pazza nella stanza del sindaco negli anni 70-80. Io adesso finisco qui e vado di nuovo al comune perché ho convocato tutta una riunione per quanto riguarda le risorse di bilancio che dobbiamo trovare per le manutenzioni. Però lei ha detto non avete i soldi per le strade. E infatti per questo abbiamo le riunioni per trovare queste somme con il bilancio e non è facile che le troveremo. Questo qua della manutenzione sarà un percorso lungo, sicuramente noi dobbiamo
cercare intanto di fare seguire i lavori, come anche sollecitato dalla stessa Commissione e dalla Presidente Curia, per fare seguire i lavori alle ditte che hanno compiuto i lavori per i sottoservizi, perché loro devono rifare il manto stradale. Oltre a questo ci sono alcune strade, ma come dirò, non posso dire sempre le stesse cose, l'80% delle strade catanesi verranno scassate dai lavori per il commissario per la depurazione. È chiaro che noi non possiamo rimanere fino a quel momento con le braccia conserte, andiamo a fare dei lavori, purtroppo saranno lavori, mi scusi se lo dico in catanese, di ratteddu, perché è inutile riqualificare interamente il bitume, perché non abbiamo la forza economica per farlo. Ci fermiamo per qualche istante, mandiamo in onda la pubblicità, poi rapidamente un'altra domanda e toccherà a voi. 342 74 55 005. Vi aspettiamo. Riprendiamo l'incontro con il sindaco di Catania Trentino. Grazie, corso contro il tempo per salvare la Fiera dei Morti. Dopo la nuova gara di interesse pubblico è arrivata una busta contenente l'offerta. L'ufficialità, sappiamo noi, si avrà domani alle 10. Lei ha fiducia? Non lo so. Lo vedo cauto. Sì, assolutamente, non mi esprimo. Se dicessi ho fiducia dovrei già sapere chi ha mandato quella busta, ovviamente non lo posso sapere e quindi se è in grado di aggiudicarselo oppure no. Però il fatto che sia stata mandata un'offerta mi fa ben sperare. Bene, ce lo auguriamo anche noi perché è così importante per Catania la Fiera dei Morti. Adesso vediamo le vostre domande e osservazioni. Eccola qua. Buongiorno signor Sindaco, sono la signora che vive in casa con l'estintore, si ricorderà l'altra volta, per paura degli incendi in via Fondo Romeo. Dalla sua risposta in TV sono preoccupata e rammaricata. Inoltre aggiungo che da tempo non raccoglie i rifiuti in via Calliope, ma soltanto da Viale della Regione. Allora, mi dispiace mi dica questo perché a me le informazioni che giungono sono altre, cioè a dire noi abbiamo parlato di questa cosa mercoledì scorso e mi avevano detto che l'ultimo intervento su via Calliope era stato il venerdì precedente, quindi 5 giorni prima. Avevano rimosso tutto, quindi qualcuno mi dà informazioni inesatte. O sei riformato? O sono i miei tecnici che mi danno informazioni non vere, oppure la signora che evidentemente non ha visto che è stato pulito ma poi è stata ricostituita la discarica. Quindi purtroppo non posso aggiungere altro oltre a quello che ha detto. Il fatto che la signora dica sono preoccupato lo capisco, perché evidentemente vive in una zona esposta a questo genere di degrado. Ribadisco, noi fino a quando non avremo le nuove risorse in termini di personale, di vigili urbani, abbiamo sostanzialmente forza zero. Però lì non vediamo qualcuno a dare un'occhiata, Sindaco? No, ma ci vanno, ho chiesto di andarci e ci vanno, ma è chiaro che quando vedono la pattuglia nessuno è così cretino da lasciare il rifiuto. Mi fanno dopo. Allora, vediamo invece, Sindaco, sono un artista di strada, in tante piazze d'arte in Italia le esibizioni sono regolamentate dal Comune, a Catania pensa di farlo? Ma guardi, questa era peraltro una cosa, devo dire, credo che avessi assunto anche un impegno con alcune associazioni, però lo confesso, è passato in secondo piano. Perché lì si fanno con le associazioni? Sì, bisogna parlare con le associazioni, certo. Però è passato in secondo piano perché in questo primo anno, ancora per un altro anno, sicuramente dovrò fronteggiare emergenze. Poi mi auguro che si passi a una più ordinaria amministrazione in cui ci possiamo occupare anche di queste cose. Beh, sarà bello perché in effetti Catania potrebbe anche avere questa... Ci sono comunque già degli eventi importanti, c'è stato quello al Castellursino molto bello che è durato una settimana, quindi, e peraltro comunque gli artisti di strada seppure se ne vedono tanti, però giustamente quel che mi viene chiesto è che venga regolamentato, ha ragione. Giusto. Buongiorno, vive nel centro senza poter parcheggiare, sta diventando un incubo, perché non vengono rimosse le tante auto lasciate a marcire da anni? Perché non investire in parcheggi multipiano sui tanti rifiuti che si trovano a ridosso del centro? Sui tanti ruderi che sono a ridosso del centro. Ruderi, scusi. Sì. Allora, per quanto riguarda la rimozione delle tante auto abbandonate, devo dire che uno dei pochi effetti benefici dell'ultima pioggia vulcanica è stato il fatto che ne abbiamo rimosse ma veramente centinaia di auto abbandonate. Noi peraltro abbiamo un servizio estremamente efficace da questo punto di vista ed efficiente. Naturalmente non siamo a conoscenza di tutto, però
siccome mi dicono che c'è un'applicazione che permette di capire se sono abbandonate, laddove volessero mandare delle segnalazioni approfittando anche della vostra solerzia, poi voi le girerete a noi e noi provvederemo a questa rimozione. Perfetto, no, per quanto riguarda i parcheggi multipiano, già ho detto che è in fase di progettazione quello di Via Surso dell'MTS, che sarà un progetto per circa 400 auto, e in più poi ci sarà nei nostri progetti, nei nostri piani, ma dobbiamo prima farcelo finanziare, quello di Piazza Verga, che consentirà anche là la sosta di tantissime auto. Bene, andiamo avanti ancora, abbiamo qualche minuto. Buongiorno signor Sindaco, devo disegnare la mancata scerbatura delle erbe infestanti nel sottopasso di Viale Fleming, nonché su via Passo Gravina Alta, percorso BRT1, dove le erbacce non permettono di passare nemmeno sui marciapiedi. Grazie, Giuseppe da Gravina. Allora, l'altra volta qualcuno mi aveva segnalato alla Viale Fleming Alta, forse lo ricorderà anche lei, direttore, la presenza di un alberello che comunque presentava un pericolo. Mi dicono che sia stato rimosso, adesso però chiederò di estendere anche il controllo a questa parte, abbiamo detto quindi Viale Fleming, Passo Gravina Alta, nonché via Passo Gravina Alta, percorso per... Ok, solita cosa, se per favore mi girate questo messaggio. Assolutamente sì, con molto piacere. Vediamo ancora un messaggio, per favore, se c'è. Volevo dire al Sindaco che ben 3 volte ho chiamato gli operai per fare osturare i tombini e sono venuti, però hanno guardato e li hanno lasciati otturati. Ci vorrebbe che qualcuno le controlli. Grazie mille, buon pomeriggio. Allora, non vorrei che sia venuta qualche altra squadra che è diversa da quella che provvede alla disostruzione delle caditoie. Lo dico perché la disostruzione delle caditoie avviene sulla base di una programmazione ben specifica su cui nessuno può incidere, neanche io, nel senso che c'è proprio un piano strategico su cui l'intervento, proprio per il poco personale, intanto viene concentrato sulle parti più critiche. Quindi magari non vorrei che sia venuta qualche altra squadra che non aveva gli strumenti solo per controllare quale fosse la situazione e poi comunicare alla multiservizi. Cioè sta dicendo loro hanno un cronoprogramma, devono rispettare assolutamente quello. sì. Quindi non si può intervenire. È chiaro, se c'è un'emergenza si fa, sì. Però in questo caso mi sembra strano che qualcuno possa venire, non farlo, evidentemente apparteneva a un'altra direzione, e comunque è una cosa che mi dà fastidio, perché se tu vai, o se tu operaio del comune vai e vedi che c'è quella caditoia ostruita, ti metti all'opera, non puoi guardare e poi segnalare. Se tu sei un operaio devi disostruire. Mi sembra, come dire, un messaggio e un auspicio perfetto per concludere, caro Sindaco. Grazie per essere stato con noi. Mercoledì prossimo sarà disponibile? Penso di sì. Perfetto, sì. E allora ci rivediamo mercoledì. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, la programmazione continua. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, Sindaco.